Buonasera e bentornati a Candiani Factory. Anche stasera daremo inizio alla puntata con i comici di Cabaret Candiani, ospite speciale Omar Fantini. Toccherà poi a Stefano Marchiante e Alice Scelsi comunicarci il loro punto di vista su Mestre con il cortometraggio Il commissario AA. Nello spazio interviews sentiremo le voci di Giancarlo Vianello e Aldo Ferrari. Chiuderemo infine con l'agenda degli appuntamenti del Centro Culturale Candiani di tutta la prossima settimana. Buona visione! Tra poco in onda Cabaret Candiani, ovvero te la ricordi Chiara Candiani? I nostri comici di questa sera sono capitanati da Omar Fantini. Buona visione! Vabbè, quando c'è la cultura c'è tutto. Questo programma è offerto da Corriere del Veneto. Dal Teatro Candiani, Cabaret Candiani, ovvero te la ricordi Chiara Candiani? Sigla! Il nostro padrone di casa questa sera è Omar Fantini! Buonasera, che meraviglia, ma che belli, quasi tutti, insomma, però una buona media. Bene. Allora, iniziamo dicendo che io me la ricordo, Chiara Candiani, me la ricordo perché la verità è che io ero innamorato di Sara Candiani, ma questa sera io non voglio parlare di amore perché so che ormai le sdolcinatezze non vanno più di moda. È più bello parlare delle cose che si odiano, vero o no? Sì. Uno. Gli altri si tengono un po' lì perché non vorrebbero, no? Però in realtà voglio veramente parlarvi di una cosa che detesto, di una persona che detesto, che è l'assistente di poltrona del dentista. Andrete dal dentista, immagino di sì, ecco, l'assistente di poltrona del dentista è quella che a un certo punto della seduta, quando tu completamente hai perso l'utilizzo della parte destra del tuo corpo, perché ormai l'anestesia te la fanno, una volta ti prendeva qui, un po' di pizzichio, adesso, appena ti fanno l'anestesia, ti diventi il gobbo di Notre Dame. Invece, niente a muoverti, no, con il dottore. No, guardi, non voglio che mi muovere. E ci ho pensato, ma perché? Perché una volta veramente bastava così poco e adesso il dottore tira giù che così, tipo un delfino che riposa, tipo De Niro che risvegli, no? Così. Sapete perché? Perché il dentista all'inizio della seduta ti dice, se sente dolore, non dicaia, che mi rovina il lavoro, alzi il braccio destro. Non riesco! Ecco, l'assistente di poltrona del dentista è quella che in un momento come quello, quando tu ormai sei sfigurato, ti allunga un bicchiere di carta, colmo d'acqua e ti dice sciacqui. Ora, innanzitutto pago 150 euro per un'otturazione, io voglio un flute di cristallo con dentro il Ferrari per sciacquare. Secondo, prendi il bicchiere e lo tiri in caccia inchibilità, capito? 1, 2, 3 volte, la quarta, capisci? Piano piano, provi, chiudi, con l'anestesia non chiude, chiacchieri, fanne 2 di ste acqua santiere, sono sulla poltrona di strette, fanne una di qua e una di qua, no, sono anestetizzato qua, sputo di qui, anestetizzato qua, sputo di là. Come ti proteggono da questa cosa che ti impiastri tutto quanto loro? La tovaglietta della mensa, tenuta su con la catena del cesso. Non la uso. Non la usano più neanche per la catena del cesso, tanto che fa schifo quella roba lì, va bene, non la usano più. C'è il bottone, fai un bottone, tienimelo su col bottone, va bene. Un'altra cosa che mi fa impazzire dell'assistente di poltrona del dentista, ok, l'unico altro ruolo che ha è questo qua. Ora io non voglio fare osservazioni sui tipi di lavori, ogni lavoro è dignitoso, l'importante è essere soddisfatti, però voglio dire, sono 20 anni che sai sto maledetto lavoro, lo vuoi capire che quando fa così fa male, fa malissimo, c'è un idrovoro in bocca che si è attaccato, una volta ho visto il braccio che risaliva, auguri e buon anno!
Cosa ci vuole capirlo? C'è una roba che ti direte il palato molle, cioè, no, ho fatto al contrario. Il problema è che noi siamo stupidi ad andare dal dentista, ma non basta perché siamo stupidi 2 volte perché ci torniamo dal dentista. Finita la seduta, cos'è che fai? Ti alzi dalla poltrona, grazie dottore! E tipo il gobbo di Notre Dame vai a prendere l'appuntamento per la settimana successiva. È vero o no questa cosa? Allora ti trascini, dopo un quarto d'ora, perché cacchio ci vuole a muoversi con tutta quella cosa lì, arrivi davanti alla reception, diciamo, e chi c'è lì seduta? L'assistente. Così, tutta leopardosa, che ti guarda, tutta truccata, lei nel frattempo si è truccata e pettinato. Salve. Quando facciamo settimana prossima? Va bene martedì? E tu? No, guardi, martedì non posso perché ho un corso di trekking. E lei? Come? No, dicevo che martedì non posso perché ho un corso di trekking. Non ho capito. Dicevo che martedì non... Va bene martedì. Puttana! Grazie! Arrivederci! Buonanotte, popolo della notte, dal vostro DJ della notte, in diretta qui su Radio Notte Fonda. Questa notte parleremo dell'evento, il World Fitness Tour, il tour delle migliori palestre del mondo, sponsorizzato da Radio Notte Fonda. Donne da calendario, donne dai fisici scolpiti, chiamate qui in diretta su Radio Notte Fonda. Sento il telefono che squilla. Chi sei? Sì, sono mi, pronto? Sì. Pronto? Sì, sì. Sì, sei in linea. Sono in linea cosa? Con tutti i chicchi che ho messo su ultimamente e fatalità set dove che ho messi tutti i soldi. E prego la regia di filtrare le telefonate. Pronto? Chi sei e da dove chiami? Buonasera signor Del Noce, mi Della chiamo notte. Ines Cantamburlo e anch'io ascolto Radio Italia sulla musica italiana. Ma questa non è Radio Italia. Ah no, e cosa so di ascoltare? Ma lei sta ascoltando il DJ della notte che va in onda dal tuo canale preferito. E ostia, avete in onda dal bacchiglione? Ma smettiamola con queste stupidaggini, qui stiamo parlando di palestre, di fitness, di aerobica. Lei conosce questo ambiente? Ma guarda, anche mi sono iscritta in palestra, sa? Cioè, mi sono iscritta la settimana scorsa con la mia amica Rosa. Bene, bene, E si che parla. piace fare gli esercizi là con la bicicletta, come si E chiama? attenzione, usiamo i termini corretti, si parla di spinning. Ecco, esatto, da cui il detto non c'è rosa senza spinning. Guarda. E dopo vedo sempre che fa che l'atresso, là, quello che striscia la notizia. Che cos'è? E il tapiro là. Ma il tapirulà cosa c'entra? Striscia la Sì, il notizia, tapiro ma... là, sì. Guardi, la smetta di parlare della sua amica e ci parli di lei. Lei cosa fa in palestra? Ah, guarda, mi vado in palestra un'oretta. Beh, un'oretta E ora è buono. entro, vado in spogliatoio, mi cambio, mi sistemo e intanto si passa un quarto d'ora. Dopo vado dentro in palestra e là trovo tutta gente che conosco e ora dico ciao a uno, va a dire ciao a un altro, va a dire ciao a che altro, guarda, se è proprio vero, andare in palestra e salutare. Mi scusi, ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Ma per cortesia, ma almeno il restante quarto d'ora farà esercizi. No, vado a farmi la doccia, non vorrà mica che vada a casa tutta sua, signor della notte, andiamo. Cioè, ma mi scusi, ma lei va in palestra un'ora e non fa niente, ma che razza di messaggio sta lanciando ai nostri ascoltatori? No, in effetti il messaggio ieri era diverso, vedi? Per me il fitness... Me lascio parlare per piacere. No, era... Per me il fitness...
Ancora, mi lascio parlare. Ines è S di fitness. Fitness. È pronuncia proprio. Esatto, Mi correggo, scusa. Ah, bene. Il fitness il è fitness. una roba che per me non è solo importante per il corpo, ma anche per lo spirito. Beh. Guarda, da quando che vado in palestra, ho a scrivere poesie a go-go. Attenzione a Popolo della Notte, abbiamo in linea un'appassionata di pascoli. Oddio, veramente preferisco andare al mare. Comunque, No, pascoli. dai, tornando Poi. a poesia, quella di stasera la dedico a tutte le donne che amano la ciclette, che stanno ore e ore sentate sulla ciclette a rassodarsi i glutei. Sì. Il tutto condito da un pizzico di ironia. Che non guasta mai! Bene, Popolo della Notte e Popolo delle Ciclette, mettetevi all'ascolto di questa poesia dedicata per voi dalla nostra Ines, prego. Donna sulle ciclette, che pedali a chiappe strette, animata da un fuoco potente che brucia dentro in modo dolente. Dolente. Soffrire il tuo destino, tutta colpa del sellino. Grazie. No, mi scusi Ines, Mi dica, signor della notte, ma come si intitola questa poesia? ha sentito emorroidi che piace a... Ma è cavaliere a te, emorroidi, regia, bisogna filtrare Come le scambio, telefonate! signor della notte, che ho problemi anche io. She told me to walk this way.
Sindaco! Ma dove mi vai a portare, sindaco? Anche a quello con la del rinoceronte. E se una settimana che mi manda in giro, vogliamo farla finire a me? Non riesco a parlare, che mi ha convocato dentro sta banda di matti qua. Sì, perché è storia famosa. Se sono un condonetto, è il posto in giardino, presente, si ricorda? Sì. Se lo risolvemo, mica ho fatto come che ha detto mio cugino, ecco, e che ho portato questa. Per risolvere così, per facilitare un po' la pratica, mega dito, ecco. Sì, la massetta. No, va bene. No, qui adesso in qui. E questo non sei contenta mai. Ascolta, ma pensi tu di fare tutte le cose fatte con i fiocchettini, ti? E ora te dico mica come che te fai robe. Primo, te che comprare al paese che ha macchinetta per misurarsi uno e il gabbe buona ombra. Dico, ma mettete fuori della discoteca sabato notte, no fuori di accesa la domenica mattina. L'unico che beve a domenica a messa è il prete. Ed è 2 settimane che ti fermi, ti ho mandato sotto zero coi punti, ma dico mio, un po' di... Seconda roba, le rotonde, voglio parlare delle rotonde che ti ha messo? La gente va a lavorare e se imbriaga, non sa se guida la macchina, fa i giri de valser oramai. E terza, per finire, che non mi ricordo a terza, adesso ma mi arriverà comunque. Oh, dice... Poi sei a terza. Tanto dopo Italia, non sta preoccupare. Fa un altro applauso così Italia dopo. Ecco qua che c'è. Perché tu ti metti la giacchetta prima di fare pro e dopo così va a finire, va a figurare deficiente a fare mio, va benissimo. Prova i microfoni a scaetta, il cretino che sbaglia anche le sigle, tra l'altro. Basta! Se che ho reso conto... Tanto taglia, non sta a preoccupare, tanto il taglia. Basta! E ne manda a casa tutti gli opuscoletti con i suoi discorsi. E ogni volta che scrive, io nella mia politica trago ispirazione dalle inclinazioni del mio popolo, scrive. E il suo popolo, quando che paga le tasse, ha sempre la stessa inclinazione. E se è un numero compreso tra 89 e 91. Poi dice che mi gira i tot. Guarda, andiamo avanti, vediamo il prossimo deficiente. Guarda, mengo ti è il posto, va. Io, Luigino Marchetti, ho fiuto per gli affari. Ho comprato casa a Vicenza, un affarone, vicino alla Basenato. Vicino. La base si è allargata e casa mia c'è finita dentro. Che va tutto bene, eh? C'è un bel rapporto, ci salutiamo. Buongiorno, buonasera, ok, go. Codice rosso, affermativo, Houston abbiamo un problema, le solite cose. Che sono soldati, sono giovani, la sera bevono e la notte bombardano. Mi sono permesso, no? Ho bussato, ho detto scusate, potete fare più piano? C'è gente che domattina si alza e deve andare a lavorare. E loro hanno inserito casa mia tra l'Afghanistan e il Tagikistan, nel loro torneo di risico che fanno con i carri armati veri, perché avendoli giustamente. Che poi loro sono carini, ci pensano a me, ma hanno messo davanti alla porta una serie di mine anti-uomo. Ha detto per proteggerti. È già 3 volte che mi arriva la posta con il braccio del postino appresso perché è saltato per aria. Che poi uno risparmia anche in mance, solo che se arriva il braccio destro arriva la posta. Se arriva quello sinistro mi arriva il registro da firmare e non so perché. Che poi le mine non sono mica solo anti-uomo, sono anche anti-donna. Avevo dato un appuntamento alla mia ragazza. Ho detto una serata esplosiva, non è arrivata al campanello, pum! No, perché fa sempre piacere avere dei bei pezzi di ragazza davanti alla porta. Solo che io li preferisco assemblati, è una questione di gusti. Che poi con loro ormai sono entrati in confidenza, facciamo dei giochi insieme. C'è lo schiaffo del soldato nato, fantastico. Tu ti giri, ti bombardano casa e devi indovinare chi è stato.
Adesso vado perché mi hanno invitato a una festa, no? Hanno detto che c'è bisogno di uno che faccia l'iracheno. Ci vediamo, eh? Spero. La donna per cui sono deperito 1,7 kg questa settimana si chiamava Idelma ed era una cantante di liscio. Io l'ho vista in un locale che suonava col suo gruppo Le Amazzoni della Salsiccia e devo dire era molto, molto bella, anche se la cosa che mi aveva colpito è che nella foto sul manifesto sembrava molto più giovane. Perché fanno così i cantanti di liscio, cioè mettono la foto dove sono giovani e poi dentro hanno la loro età. Lei aveva un po' esagerato, perché sul manifesto fuori aveva il sonaglino e il bavaglino con scritto non baciatemi. Però dentro faceva comunque il suo bell'effetto, aveva delle gambe da pubblicità, non nel senso della OMS, nel senso di Rovagnati proprio. Però ha detto, sai, sono anni di ceri accesi a San Daniele, hanno sortito il risultato. Comunque mi ha raccontato un po' tante cose, alcune le ha raccontate dal palco. Per esempio, che fine ha fatto Simone. Ve lo ricordate Simone? Quello del ballo di Simone? Faccio un piccolo riassunto. È quello che faceva. Butta in aria le mani e poi falle girare. Ecco, Simone a un certo punto non lavorava quasi più e una volta è andato in un villaggio che si trovava sull'Himalaya e mentre cantava Butta in aria le mani, un 747 che volava basso gliele ha tranciate di netto. Ora lui sta tristissimo in una casa di riposo e canta Caccia sui moncherini e non è la stessa cosa, diciamocelo. Comunque il liscio è pieno di storie tristi. Lei mi ha raccontato per esempio di sua madre. Sua madre era la tipica madre dei cantanti di liscio. Non so se avete presente, nelle canzoni del liscio la mamma cucina i pranzi di Natale a mezzogiorno e le cene di matrimonio alla sera. Una volta in una canzone del liscio una madre ha provato ad aprire una Simmental, è stata trucidata prima della seconda strofa. Il padre è anche quello un soggetto problematico perché lui faceva il batterista di liscio. Sapete cosa vuol dire per un batterista fare il liscio? Primo brano. Secondo brano. Così per 4 ore. Allora aveva cambiato, si era unito a un gruppo che faceva cover degli U2. Brani come Sunday Bloody Sunday, però lui era un batterista di liscio. E se Sunday Bloody Sunday normalmente viene e poi I can't believe the news today, lì era diverso, perché lui partiva e faceva l'hanno cacciato via subito. E io ho capito che non poteva funzionare la storia tra me e lei, perché invece la mia famiglia era molto più normale. Mia mamma era una di quelle mamme che ti dovevano dar contro qualunque cosa dicevi. Faccio un esempio, l'ultimo periodo che ero in casa, sono andato da mia mamma, ho detto mamma, vado un attimo a far benzina. Lei mi guarda e mi fa, vai a piedi o in macchina? Mamma, vado a far benzina, prendo la macchina. Ma il benzinaio a 100 metri potresti andarci a piedi. Mio padre è diverso, mio padre è sempre fissato con lo sbarco sulla Luna. Tant'è vero che ho una sorellina nata il giorno dello sbarco sulla Luna, mio padre l'ha chiamata Luna. Poi a 10 anni ha perso un braccio in un incidente, adesso la chiamiamo Luna meno un quarto. Ma la persona a cui sono più legato nella mia famiglia era mio nonno. Mio nonno è una persona splendida, 96 anni ma modernissimo. Va nei centri sociali, le ragazze gli fanno vedere il piercing, lui fa vedere il ponte. Ma oltretutto 96 anni si è iscritto all'università della terza età. Ho detto perché nonno? Ha detto voglio essere pronto per il futuro. Nonno, 96 anni, ti chiudi in una cassapanca 2 ore al giorno, sei pronto per il futuro. Che so che è una battuta cattiva, ma gliela posso fare. Gliela posso fare anche perché io e mio nonno abbiamo un buon rapporto. Io ho sofferto molto quando ero bambino, avevo 3 anni, perché sembrava che lui dovesse morire nel giro di 2 settimane per una malattia. Fortunatamente poi si era scoperto che non era vero, che non c'era niente di tutto questo, ma non lo sapevamo. Mio padre diceva a mia madre dovresti dirglielo tu, mia madre e mio padre dovresti dirglielo tu. Si era deciso di non dirgli niente per fargli vivere bene gli ultimi momenti. A un certo punto andiamo a trovarlo, mio nonno mi dà una caramella e la mamma, cosa si dice al nonno? Nonno, hai 2 settimane di vita. Però Chiara Candiani era un'altra cosa. Con le canzoni
Con le canzoni si può veramente affrontare qualsiasi argomento. Io volevo, però c'è la chitarra che non funziona bene. C'è un tecnico del suono, per piacere? Tecnico del suono, solito che viene sempre dalla mia mano. Ecco qua. E La lei chitarra... ha un problema? Io ne ho uno di problema, lei a vederlo... In effetti. Avevo chiesto un tecnico del suono. Eccolo qua, suono il tecnico. Tecnico del suono. Poi scusi, con tutta questa attrezzatura, ma dai. Ma insomma, un bravo ed esigente tecnico è la minima attrezzatura di cui può disporre, ma non solo i tecnici dovrebbero avere queste cose, ogni persona dotata di buon senso, per tutte le cose che accadono quotidianamente, imprevisti, difettini, tutto, ecco l'attrezzamento necessario. Ho capito, è solo un problemino. Un problema di jack qui, un problema di jack. Ma allora se è un problema di jack, aggiusterò la chitarra di Jack, insomma. Jack, dove sei? Jack! A proposito di alcolismo, le canzoni ci vengono incontro, anche perché sapete che l'alcolismo non è una piaga solo italiana, ma anche estera. Per esempio, Putin. Ogni vodka che mi bevo, ogni vodka è un sollievo, ogni vodka che mi trinco, le elezioni dopo vinco e con l'alito fetente faccio fuori il concorrente. Ogni vodka, quei bicchieri pieni, faccio fuori tutti i ceceni. Gli involtini di manzo ti riempiono di nuovi sapori. I prosciutti e le coppe ti sballano tutti i valori. Cucinavi in bianco ma intanto bevevi liquori. Dopo un litro m'hai detto, ma cacchio come sono fuori. Dammi solo un imbuto, un sorso da un fiasco, un bicchiere ancora. Il Barbera è finito, l'abbiamo bevuto con molta premura. Insomma, come dire, si beve, si mangia anche nelle canzoni e poi si hanno delle strane sensazioni, delle strane vibrazioni. Cos'è questa sensazione? Sarà quello che mi sono scofanato a colazione. Dov'è la toilette? Ho una convulsione. Sto cercando il gabinetto in ogni direzione. La 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 la. È il mio corpo che canta, che suona un bell'odore. È un'inondazione, emetto strane vibrazioni, sono nel bagno da 2 ore, non c'è più la carta là. E da quel tavolo guarda un po' quei due, si sono mangiati un asinello e un bue, e non riesco a trattenere niente, bisogna proprio che mi prenda una stringente. Il tempo va, passano le ore, mi sono fatto una spremuta di limone, e così astro mi ha asciugato la saliva, speriamo almeno che non sia più la sativa. Finale astringente. Wonder why yesterday you told me about the blue sky, and all can I can see just a yellow lemon tree. And turning my hand up and down, and turn me around, and all can I can see, and all can I can see, and all can I can see, just a yellow lemon tree.
l'Italia se testa dell'elmo di Scipio, se cinda la testa, dove la vittoria ne porga la chioma, che schiava di Roma, e Dio la creò, stringiamoci ancora. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a straiare vicino, vicino, vicino. Ecco il tenente Terreone, meglio conosciuto con il soprannome di Terrone. Al suo fianco lo scudiero di fiducia, che unisce ad un linguaggio fornito un intelletto superiore ed è quindi considerato la migliore guida stellare. Il suo nome è Armando. Armando però è sempre perennemente in ritardo. Domanda! Oh, è arrivato. Faccia col comodo. Si giustifichi. È andato a prendere la patente di guida. E l'ha presa? Gli hanno dato il foglio rosa. E sarebbe questo, per favore. Allora, insomma, l'ha presa o no questa patente? No, bongodanga. Vabbè, le avranno fatto qualche domanda. Cosa gli hanno chiesto? Faccia vedere. Bongodaya. Cosa? Iddaba. Che cos'è? Queste sarebbe tette sporgenti, secondo lei. Ma per favore, Dopo? Bongodaya. Iddaba. Cosa? Pericolo di dieta? Ma lasci stare. Dopo? Faccia vedere. Idda. Cosa? Voilà! Attenzione, cacche di cane. Armando, ma che domande le hanno fatto? Dopo? Idda badonga. O poi dice che mi gira i totani. No. Iddaba. Bongodaya. Ma insomma, questa patente l'ha presa sì o no? No, idda badonga. Cosa? Iddaba. Ha fatto un incidente, cosa ha fatto? Bongodaya. No. Ha messo sotto una signora anziana. Idda badonga. Cattivo investimento. Bongodaya. Senta, adesso abbiamo fretta, dobbiamo fare una consegna. Via. Oh. Bongodaya. Sa che però a casa del suo ritardo io non ho cenato. Bongodaya. Idda badonga. Bongodanga. Bene, bene, ordini 2 pizze. Iddaba. Lei cosa prende? Un disco volante. Per me una 4 costellazioni. Bongoda. Forza, ordini. Idda badonga. Bongodanga. Bene. Idda. Bongo. Sì. Idda badonga. Bongodaya. Vado. Bongoda. Bonga boia! L'abbiamo seminato? Idda. Oh. Bongodaya. Bondomanda. Meno male, va. Idda badonga. Ecco, lo sapevo, l'astrovelox. Bongoda. Sì, ma intanto ci ha fatto la foto. Dobbiamo andare più piano. Bongodaya. Cosa? Idda badonga. Cosa fa? Bongodanga. Che cosa fa adesso? Sì, ho capito, dobbiamo andare a velocità di crociera. Ma per favore, lasci stare. Ecco, lo sapevo. Coda. Bondomanda. Ogni volta che passiamo per l'Orsa Maggiore, siamo l'ultima ruota del carro. Bongodaya. E adesso cosa facciamo? Accenda un po' la radio, va, magari ci aiuta. Amici ascoltatori, benvenuti a Infotraffico di Radio Onda Spaziale dal vostro Guido Storto.
Il tratto della A4 è totalmente intasato e si consiglia di prendere una A6 perché è più comoda. Attenzione sul tratto Sasso-Marconi, caduta Asteroidi. Rovesciata un'astronave che trasportava caffè sulla Via Lattea, ora via Cappuccina. Si consiglia il cornetto in astronave. Targhe alterne su tutti i pianeti della galassia. Oggi targhe dispari. Segnaliamo anche un incidente coinvolti più veicoli. Colpo di sonno dell'autista di un'astronave che trasportava sonniferi. Attenzione ai morti di sonno. Con questo è tutto, amici ascoltatori. Alla prossima dal vostro Guido Storto con Radio Infotraffico di Onda Spaziale. Vuole spegnere questa radio? Oh. Comunque dovremmo essere arrivati, no? Il pianeta è qua. Questo qua è sicuro a terra. Di qua. Di qua. E ormai ho già atterrato. Che strano pianeta. Buonasera. Ma i nostri eroi sbagliarono ancora. Atterrarono infatti sul pianeta Pizza Pazza, dove li attendeva un'amara sorpresa. Pizza bella! Oh, bene, sì. Per me è una bella battuta, sì. Bongoda? Sì. Una bella battuta. Te la do io la battuta adesso. Armando, scappi, Armando. Te la do io la battuta. Bonga voglia. Buonasera. Divarichi di meno le gambe, per cortesia. Buonasera, io sono Norma, vivo a Norma e ho aperto un ufficio rinnovo patenti a Norma. Avanti il prossimo. Ho detto avanti il prossimo! Ecco. Oddio. Scusate, ma questo è un bronzo di Riace. Ma speriamo che non gli assomigli proprio tutto. Bene, buonasera. Si siede in modo composto senza divaricare le gambe e appoggia le mani sul tavolino. Bene. Cerchiamo di essere un po' più rapidi, Allora, senta, che taglia di reggiseno porta? Beh, guardi, io ho una terza. Questo è un reggiseno, no? Sa come funziona? Se a fine serata le va bene riesce a vedere le coppe, se le va male vede solo le picche. Meglio i bastoni. Bene. Cos'è? Ma senta, Sì. ma lei nella vita non si è mai sentito inadeguato? Non lo so, solo? Depresso? No? Dovrebbe! Bene, senta, procediamo subito con le domandine per il rinnovo della patente. Allora, che cosa ne pensa della pubblicità? Opzione A. Je l'adore. Opzione B. Ma è talmente confuso dalle continue interruzioni pubblicitarie che è convinto che l'assassino del Silenzio degli Innocenti sia il Capitan Findus. Opzione C. Gli spot pubblicitari dovrebbero essere un po' più lunghi perché in uno riesce solo a spazzare i lampadari, pulire i pavimenti, fare la tangenziale fare la coda sulla tangenziale di Mestre e farsi un weekend a Honolulu Beach all inclusive bambino gratis. Risponda? Risponda! A proposito di pubblicità, Sì. senta, per caso ha presente di quella pubblicità di quella fotomodella, no? Che guida la macchina e prende in pieno una pozzanghera e poi schizza Alessandro Gassman? Non se la ricorda? Sì. Guardi, Sì. gli No. rinfresco io la No. memoria! Ma gliela rinfresco ancora di più! Scherzetto a Norma, Oh, povero il mio Omar! Sei tutto sudato? Qui non si possono dire le parolacce, vero? No, assolutamente siamo su Telechiara, scatenerebbe l'ira divina. Senta, Fai conto che inizia, cioè, Ma- è come, Sì? è come portantina, se inizia per P, finisce per na. Sì, sono molto perspicace, come Norma. Senta, ma è la mia presenza che la eccita così. Mi dia la patente? Mi dia la patente? Forza? Cerchiamo di essere un po' più rapidi, No, quelli li dà sua mamma. Grazie. Allora? Ma è tutta bagnata. Ma scusi, e lei circola con la patente bagnata? No! Ma... E non divarichi le gambe. Bene. Allora, oh, poverino.
È disperato. Poverino io, ma Oh, almeno mamma mia. non mi vesto come forse Sì, mi dica, come la nonna Belarda. Senta, le serve, è disperato perché non sa come tornare a casa. Si alzi innanzitutto, cos'è? Questa è acqua, non è colla, si alzi pure. Capito, però ci sono delle cose che... Sì. Mamma mia. Senta, venga. Senta, Fantini, ma lei? Finisco di sgocciolare, E mi signorina. faccia anche il muscoletto? Oddio, che bronzo di Riace, ma lei si doppa. Senta, ma lei di che segno è? Testata. Testata. Sul naso, Mamma, sì. il mio preferito. Senta, e la sua luna forma un trigono con il triangolo delle Bermuda, Ma senta, lei con le sue Bermuda tutte bagnate prenoterebbe un last minute per le Isole Vergini, Andiamo, signor? Verrebbe? Sì, mi dica. Gialli in un minuto. Era una notte buia e tempestosa, quando tu hai bussato e io non ho aperto. Hai bussato ancora, ma ho fatto finta di niente. Ti sei messa a picchiare più forte, col rischio di svegliare i vicini. Cacchio, mi hai quasi convinto a tirarti fuori da quella bara. Che roba! Siamo scienziati che sei qua. Ascolta Piccini, un commento, ma secondo te questi 4 deficienti che c'è anche qualcuno che li paga, no? Giusto per sapere? No, ma guardi che tutti quelli che sono qua perché hanno anche studiato, Sì, ma siete tutti ripetenti però. Ma no, guarda... non so se te hanno anche quei due deficienti che pare i puffi là, no? Qui se non sei ripetenti qui sei in età da pensione, mica 60 anni ancora fai i cretini. Tra l'altro sta in camuffa, così come che sei cava a muffa che te si rinsecchio, non so. No, ma questo si chiama teatro di figura. Sì, a figura da mona, infatti. Ma no, è lei che non ha delle corde comiche nelle quali riesce ad entrare. Guarda, mi corde i piccaria al palo più alto, sti qua. No. Ma dico io, ma lei, al posto di sti 4 deficienti, ma lei ci salirebbe là sul palco a fare il comico? No, mi dica. No, guarda, io come comico farei proprio ridere. Che sei comico, è il comico questo. Ma volevamo parlare, non so, che ne ciappo uno a caso, di che il deficiente prima che veniva fuori qua e diceva che ogni volta perde 5 kg per una femmina. Ma se sei sempre compagno ogni settimana. Questo che avrà la passione per le femmine, ma anche quella per la pasta asciutta però. Ma può dire che mi gira. Dai, andiamo avanti, vediamo che altra bueala che segue adesso, dai. Gialli in un minuto. Era una notte, un tempo da cani. Io vagavo come un cane randagio, solo come un cane. Faceva un freddo cane e alla fine fui arrestato dal commissario Rex. Ma porco cane! Ciao bambini! Ma quanti bei bambini! Ciao bambini, vi state divertendo? Sì. Una! Lei è felice, che cavolo gliene frega! E gli altri bambini non vi state divertendo? Sì! No, non si risponde così, si risponde sì, 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 sì! Vi state divertendo? Che cretini! Bambini, io sono il vostro elfo Gaio e sono qua per condurvi nel fatato mondo di noi elfi. Ci divertiremo tantissimo insieme, faremo tanti bei giochini. Però prima seguitemi nella sigla del programma che si chiama Prurito e fa così. Quella cosa strana che mi fa grattare la testa cos'è? Prurito! Quella cosa strana che mi fa grattare la faccia cos'è? Prurito! Quella cosa strana che mi fa grattare la coscia cos'è? Quella cosa strana che mi fa grattare la faccia cos'è? Quella cosa strana che ho pestato in strada cos'è?
Avete visto, bambini, che caccuna grossa! Era perlomeno un Tyrannosaurus Rex, che a me pullula, Alcuni hanno le fasce da sindaco. Bambini, adesso vi insegno un po' di giochini belli. Il primo si intitola Vedi anche tu cose straordinarie senza muoverti da casa e senza accendere la TV. Bastano poche cosine come al solito. Prendete una bella provetta chimica e poi candeggina, trielina, ammoniaca e acido fenico. Prendete queste belle cosine, le mischiate tutte insieme alla provetta, agitate bene e poi... Gli uccellini! I Metallica che suonano una cover di Ricky Martin! La Marini che risolve un'equazione! Corona che ti regala una foto! Troppo, bambini, quando è troppo mettetelo via perché fa molto male al cervellino. Attenzione! È l'ultimo giochino di oggi, anzi sì no, il penultimo, poi vi lascio con l'ultimo in pensiero. Il penultimo di oggi si intitola quante volte, bambini, vi è capitato che voi eravate lì a casa tranquilli e la vostra mamma è arrivata da voi e vi ha detto preparati che andiamo a fare la spesa? No. Fai il bravo? No. No, non voglio, no. No, dai, non voglio, no. Non voglio, no, dai, no. No, mamma, no, mamma, no, mamma, no, lasciami, no, non voglio, allora vai dai nonni, vengo. Non vi dovete preoccupare, bambini, perché al supermercato ci sono tante cosine belle che si possono fare. Ad esempio, il primo giochino, potete farlo tranquillamente quando fanno gli annunci, avete presente? Dagli altoparlanti, voi in quel momento vi buttate in terra in posizione fetale e iniziate a gridare ancora quelle voci! Sento ancora quelle maledette voci! Oppure andate nel reparto abbigliamento, vi nascondete dietro i vestiti taglia 42 e appena passano a ciccione fate prendi me! Prendimi! Ci stai! Provami che ci stai! E poi il mio preferito, andate nel reparto alimentari, prendete una bella bottiglietta di quella di passata di pomodoro, la aprite, fate una bella striscia che arriva fino alla porta del bagno e poi iniziate a bussare gridando ti finisco, maledetto! Ti finisco! Però bambini, dai! Non c'è le gambine, bambino! Sei piccolino! Tutto! È poverino! Vi lascio con l'ultimo giochino, bambini, che vi insegnerò la prossima volta. Intanto procuratevi l'occorrente. Si intitola Fai anche tu il ragù a casa tua. Bastano poche cosine. Il tritacarne e il vostro fratellino più piccolo. Ciao, bambini! Divertitevi! Buonasera, mi chiamo Mirko Barozzi e sono qui per parlare dell'ormai trascorso Festival di Sanremo, prima che cada in una zona senza speranza. Filippini, sei un verme e morirai solitario, te lo dico, parlo col mio autore Filippini, che è un infame, ma costa poco, e allora... Tra i giovani ha vinto Fabrizio Moro. C'era la giovane Jasmine con un testo vabbè. C'era Albano con un testo di zero, Filippini, ma c'era qualcuno che aveva i testi diversi scritti da quello lì o... Chi? Meneguzzi. Perdibile. Grandi assenti come Zarrillo, Zucchero... Cioè, non c'era neanche Vasco e Baglioni, però non è che li hai... vabbè. Sono qui per leggere il testo il brano che ha commosso tutti, la critica, giuria, pubblico. Bravo Filippini, perché ti regalerò una rosa di Cristi, che è veramente un brano che ti prende il cuore, no? La Paranza. Chi è Silvestri? La Paranza
è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza, con un lento movimento de panza. Ma va a cagare, te, Silvestri, tieti tutti quanti, va. Buonasera, sono Bandelli, presidente dell'associazione Boaria. Bisogna odiare l'analfabetismo ripetuto e gli individui arretrati. Troppo spesso nel nord-est non si applicano le semplici regole della dizione perfetta. Così, anziché dire mio zio Giorgio da 14 giorni non sta bene, si sentono improbabili frasi tipo el zio è il 2 settimane che non sta benon. Troppo spesso a tavola c'è gente che scambia lo stuzzicadenti per un trapano. Ma oggi ci siamo noi di Boaria. Un percorso vi accompagnerà verso la crescita spirituale, verso... Che dire, potrete frequentare qualsiasi tipo di salotto, cucina, svendita. Sì, grazie a noi di Boaria tutto cambierà. Partecipa anche tu e iscriviti al corso, te lo dice Bandelli, un tempo vittima della dizione imperfetta, oggi manager rampante con splendida segretaria al seguito. Iscriviti anche tu e anche tu potrai dire Boaro? Lo ero. Regia, va bene così con lo spot allora? Andiamo bene, no? Ok, teniamo questa, ok. Mamma mia, finalmente ho finito su cacchio spot! Ah! Come sono stritti sti pantaloni! Carme! Carme, mi preparate una pizza per stasera? Mi preparate? Manca una pizza preparata! Ma che camma fa, Carme? Ma va a te? No, ma per piacere, M-O-N-A Mona, medici ospedalieri non affidabili. Presto, lo stiamo perdendo. Sì, è Fammi il stato rapporto. ricoverato d'urgenza. Sì, Ha cosa? pronto soccorso, un Sì. supereroe. Supereroe, chi è? Chi è? L'uomo ragno? No. Batman? Nemmeno. Capitano America? Ma neanche. Ma chi è? L'uomo invisibile. Senti, digli che non possiamo vederlo, va bene? Sì, è vero. Non si fa mai vedere prima, viene adesso. Non dai, possiamo va. vederlo, dai. Dai, sì. Senti, a proposito, quella operazione difficile, la fai tu? Non ti preoccupare, la faccio Siamo io. sicuri? Ma la faccio io. Ma stai Vabbè, tranquillo. io sto tranquillo, La sì, faccio ce la fai io. tu, È difficile, per essere difficile è difficile. Per essere difficile è difficile. Sì, No, cosa ha perché cosa ha detto è il difficile, paziente? difficile. Cosa Per ha essere- detto il paziente? È preoccupato perché mi ha detto, dottore, mi andrà bene. Mi ha detto, ma dai, queste operazioni, ma uno su 100 sopravvive, dai. Ti hai tirato su di morale, insomma. Eh sì, E gli ho detto, il mese scorso ne ho uccisi 99. Vabbè, allora. Sì. Vabbè, per forza, Oh, sai che è venuto all'ospedale da noi? Ma A chi? farsi un lifting. Sì, chi? Berlusconi. No. Sì. Lui. Nel nostro ospedale. Berlusconi è Ma che venuto al nostro emozione. ospedale. Perché sapeva della nostra professionalità, Certo, capito? vabbè, certo. E insomma, allora abbiamo dato il nostro meglio. guarda. Certo. Abbiamo preso la pelle, tira qua e tira là, tira su e tira, che tira. E sai cosa è successo? Con la pelle avanzata abbiamo fatto Berlusconi alto così, guarda. Ma che bravi. Piccolino così, guarda, vedi? E tira che ti tira, così, guarda. Senti, ma adesso Sì. fatene altri 6 che li mettiamo in giardino dell'ospedale. Sai che va. hai ragione, hai ragione. Sì, ma giusto. Hai ragione. No. hai ragione. Senti, c'è un paziente che mi chiede quanto costerà un'operazione ai calcoli. Ah, non lo so, devo fare 2 conti. È vero, hai Sì. ragione. Sì. Senti, fammi un rapporto, il 22. Sì, il 22. Ha smesso sì. di fumare? Da un pezzo? Sì, ma è stato difficile? Ma mica tanto, insomma. Ha finito di prendere fuoco 4 ore fa. Ah, beh, sì. Sì. Una cosa, volevo chiedere. sì. Hai letto la pubblicità del Viagra?
Ma come l'ETA? L'ho fatta io? Non Ah, sono mi fatta pareva io? che l'avessi fatta tu. Sì, Mi pareva. Ma scusa, ma sono robe da scrivere. Guarda qua cosa hai scritto. Ma finalmente in vendita il farmaco contro l'impotenza. E vabbè. Per chi il sesso lo vive passivamente, da oggi disponibile anche in comodi godibilissimi suppostoni. Cioè, ma era per allargare la clientela o no? Ma per quello si allarga di sicuro. beh. E ricordate, a proposito di Viagra, non lasciatelo cadere nel minestrone di verdura. Perché i piselli vi diventano duri, Ok, signori, for me, for Tossolea, un country, yes! La spiaggia al pianista Tecchio, la domenica, andando alla messa, accompagnata dai miei amatori. Yes! Mi sorpresero i miei genitori, Monachella mi fecero andare. Dimmi che tu mi ami, sono innocente, come il sole che risplende sul mare, voglio dare l'addio all'amore. Giovanotti, piangente, piangente, han tagliato i miei biondi capelli, oh yes! Erano ricci, erano capelli, giovanotti, piangente insieme a me. Dimmi che tu mi ami, sono innocente, come il sole che risplende sul mare, voglio dare l'addio all'amore. Grazie. Sono stati con noi e con voi un uomo non abbattuto ma abbattuta, Roberto Serafini. Scusate se mi permettete una battuta in zona Serafini. Chi la fa l'aspetti, ma chi l'aspetta forse se la fa. Grazie. Roberto Serafini. Qui hanno trovato il loro spazio Paolo e Max. Per colpa di Kiki. Ci sono parole per la mamma di Ado. Una donna, una segretaria Esagilla. I loro inni ti fanno venire voglia di essere apolide. Franco Fabbrica. Il loro osso preferito è il radio, Marco e Pippo. Il comico nato Pierpaolo Paganelli. Fanno restare sullo stomaco i fagioli, Diego e Paolo. Un musico comedian con i fiocchi, Fabrizio Canciani. Non è zitella in quanto parla sempre, Linda Boppo e la sua acqua maledetta. Li odio. Ai mondiali tifo Germania, Dado Tedeschi. Un uomo che attizza, anzi appizza David Riganelli. È stato il nostro padrone di casa Omar Fantini! Ci siamo dimenticati! Ne manca uno. Maurizio Ce l'ho. Ferraco! Ce l'avevo, lo volevo fare dopo di me. Il giovane, così, perché lui ha il pizzo in fronte, è l'unico uomo col pizzo in fronte. È tutto, ciao, grazie! Questo programma è stato offerto da Corriere del Veneto.
Bentornati a Candiani Factory. In questa puntata vedremo il cortometraggio Il commissario AA di Stefano Marchiante e Alice Scelsi e parleremo della città con i nostri ospiti Giancarlo Vianello e Aldo Ferrari per chiudere l'agenda con gli appuntamenti al Centro Culturale Candiani per la prossima settimana. Salve, sono Stefano Marchiante, regista del commissario A con Alice Scelsi. Il commissario A vuole essere un cortometraggio sulla memoria storica presente in Mestre di un fatto molto importante per Mestre. Parlo dell'uccisione del commissario Alfredo Albanese ad opera delle Brigate Rosse. Dopo la sua uccisione, il suo omicidio, è stato dedicato un parco a Mestre, il Parco della Bissuola, che meritava appunto una ricerca attraverso immagini, video e interviste fatte alle persone che lo frequentano per capire cosa fosse rimasto effettivamente di quel fatto in quel tempo nei giorni di oggi. È stato molto interessante vedere che il parco è comunque frequentato da persone di diverse età che lo frequentano con diversi intenti e non tutte ricordano che il parco è dedicato alla figura di Alfredo Albanese. Vi auguro una buona visione per il commissario AA. Sai come si chiama questo parco? Sì. Come si chiama? Albanese. Sì, parco albanese. Sì, parco albanese. Mi sembra parco albanese o altrimenti detto anche parco della Bissuola. Io lo chiamo Prato. Albanese, Bissuola o Bissuola. Ti ricordi? Sì. Parco albanese. Sì, non è il parco albanese. Albanese, vero? Albanese. E voi? Parco albanese. Parco albanese. Parco albanese. Albanese. Tu sai chi era albanese? So che è stato ucciso, ma non so chi fosse, sinceramente. No. No, carabiniere che è stato ucciso. Non so bene. Tipo ho sentito che tipo gli hanno sparato. No. Albanese mi sembra, da quello che io non sono proprio da qui, che era un magistrato. Eh sì, è una persona che è stata uccisa dalle Brigate Rosse.
Albanese era, come dire, un poliziotto che un giorno stava investigando su un sospetto, una cosa, e arrivarono le brigate russe che lo ammazzarono vicino alla casa sospetta. L'Albanese? Sì. Era un poliziotto che è stato ucciso qui a Via Rielta. Quando lo hanno ucciso, mia moglie stava stendendo la biancheria dal secondo piano e ha visto il signor Albanese che usciva con la macchina dal di là della via Rielta. Usciva con la macchina. Però c'erano due fidanzati sotto di noi, i quali guardavano il momento che lui uscisse, perché vedevano dall'altra parte, capisci? Quando l'hanno visto che ha preso la macchina, loro si sono messi a baciare e mia moglie mi chiama e mi dice: guarda chi dove è, dice devo basarsi a Era il segnale qui, era il segnale. Era il segnale, era il L'altro segnale. Era. E allora si baciavano e dicevano: guarda, stavolta è 8:30 della mattina, perché lui stava andando in questura, no? E difatti gli hanno sparato, lo hanno ucciso, tutto e basta. Le Brigate Rosse cominciano ad operare in Veneto nel 1973, tra Mestre e Padova, e verso la fine degli anni 70 la colonna veneta si rivela per capacità operativa e determinazione non inferiore alle più note colonne di Roma, Milano, Torino e Genova. Solo tra aprile e maggio del 1979 si registrano in Veneto oltre 50 attentati. Nel dicembre dello stesso anno, a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi alla Montediso di Marghera, perdono la vita 3 operai. Il braccio attivo delle brigate in Veneto decide che esiste un responsabile e che deve essere punito. La scelta ricade sul vice direttore dello stabilimento, l'ingegner Sergio Gori, ucciso il 29 gennaio 1980 nei pressi della sua abitazione in viale Garibaldi a Mestre. Il commissario incaricato delle indagini è Alfredo Albanese, nativo della provincia di Bari e già operante da 5 anni presso la sezione antiterrorismo della Questura di Venezia. A soli 5 mesi dall'omicidio di Gori, Albanese viene ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si reca al commissariato. Sul luogo dell'agguato giungono centinaia di persone. Nelle fabbriche gli operai sospendono il lavoro e si riversano in silenzio nelle strade di Mestre, insieme a studenti e insegnanti attoniti e preoccupati per la continua escalation di violenza di quegli anni. Quel che ricordo perfettamente è l'estrema confusione. Capivamo pochissimo delle Brigate Rosse, ne sapevamo praticamente nulla. Teniamo presente che il fenomeno inizia a Padova nel 74, via Zabarella, quando vengono uccisi 2 dell'MSI, e si conclude nell'82 con il rapimento Dozer, quando inizia la stagione dei pentimenti. Quindi diciamo che dal 74 all'82 ci abbiamo capito poco nulla. E sempre per quanto riguarda la città di Mestre, si percepiva un'aria pesante, la paura, diciamo, del terrorismo incalzante? Sì. Teniamo presente che si tratta di una città di provincia, quindi si lascia intimidire fino a un certo punto. Il clima generale era quello tipico del terrorismo, cioè la paura di uscire per strada e di non sapere quello che ti può succedere, ma non è che era Mestre, era l'Italia, cioè il rapimento di Moro nel 78 è quello che getta questo paese nello sconcerto. Perché avevamo intitolato il parco Albanese? Quanti anni dopo? Subito? Subito dopo la morte. L'anno dopo. Vieni spesso qui al parco? Sì, quasi ogni giorno. Sì, molto spesso. Io ogni tanto. Io sì, abbastanza. Magri. Arriva in bicicletta, arriva.
Sì, vengo qua a camminare con gli amici, non so, mangio un gelato. Io vengo anche a fare uno sport qua. Giochiamo a carte e giochiamo a calcio. E cosa ti piace di più? Giocare a basket. Sì, chi vuole tranquillità la trova, chi vuole più movimento lo trova. È un po' completo sto parco. Diciamo che c'è la possibilità di camminare, di starsi un po' tranquilli, insomma, fresco. Ma diciamo un bel parco perché è attrezzato, forse con pochi giochi, ormai lui è cresciuto, ma perlomeno c'è tanto verde e ombroso, specialmente d'estate. Come a distanza di tanti anni credo che il problema di questo paese, come diceva Sciascia, sia quello della memoria e della verità. Così allora non avevamo gli elementi né per avere memoria né per capire qual era la verità. Candiani Interview, lo spazio di approfondimento sulla città, con i nostri ospiti Giancarlo Vianello e Aldo Ferrari. Che cos'è secondo lei una città? Una città è un luogo da vivere, da abitare, una macchina in cui è possibile che la gente viva, che la gente lavori, che la gente produca, che faccia cultura e deve essere per forza di cose funzionale. E quando non è più funzionale la città entra in crisi. Un incubo se è troppo grande e caotica, un posto pieno di tante opportunità se ha determinate caratteristiche che però non sempre si hanno. Vinci si città, luogo geografico nel quale vive un insieme di persone, si distingue in periferia, underground o centro. Nel centro è situata la maggior parte della popolazione, ma gli affitti costano di più. Fuori invece costano meno e ci abitano in meno. Guarda te a volte i controsensi. Che impressioni ha della città di Mestre? È una città che si sta trasformando e che ha avuto anche delle difficoltà, delle criticità abbastanza gravi nel passato, ma che in questo momento si sta abbastanza adeguando, si sta abbastanza trasformando. A parte la zona storica intorno a Piazza Ferreto conosco assai poco, in realtà non me la sento. So che non ha una fama particolarmente bella, ma non mi sentirei né di contraddire né di approvare questa fama, ma non la conosco a sufficienza la città. Per certi versi è molto più vitale di Venezia e ha una produzione culturale, ha una presenza giovanile, una imprenditoria anche giovanile molto più vivace, molto più presente ed è paradossalmente un fenomeno che ci è molto vicino ma molto interessante da seguire. È uguale a Bologna, cioè io pensavo fosse diversa, invece mi sono accorto che è uguale, non cambia niente, cioè io cammino quando voglio camminare, corro quando voglio correre, vado in macchina, è tutto uguale, è incredibile, pensavo fosse un po' diverso, invece è uguale, sì. Venezia non posso dire cose molto originali, è naturalmente meraviglioso, una favola, non è una città, ma forse non è più una città, nel senso che a parte turisti e studenti è rimasto assai poco. Quando ero studente io c'erano tanti cinema, ora ce n'è uno solo, fa un po' impressione pensare che una città abbia un solo cinema, insomma, e tante cose non esistono più e fa soffrire vedere una dimensione essenzialmente turistica a questo punto. Mestre, bene o male, è schiacciata sull'identità di Venezia, però Mestre è anche un pezzo della terraferma e quindi di quell'enorme conurbazione che connota tutta la Val Padana e per certi versi lo è un po' di qua e un po' di là e forse questo è uno dei motivi per cui nei decenni passati aveva difficoltà ad avere una propria identità definita. Cosa tiene unita una città? Un collante non si può creare,
È impossibile, a mio giudizio, in base alle mie esperienze, riuscire a risolvere problemi di conflittualità forte dall'alto. Il collante può esistere anche in situazioni molto complesse e molto articolate se la stessa storia della città e del territorio, le stesse strutture, le stesse caratteristiche socio-economiche di una realtà lo consentono. Le cose avvengono e dopo ci si accorge come sono avvenute. E mentre Venezia è una città ormai purtroppo che ha questa immagine molto forte ma che è un po' ripiegata su se stessa, Mestre è una città di maggior vivacità e anche culturale, ci sono tantissime attività di base che si realizzano e che trovano espressione e dà l'idea di una città in trasformazione, città che va avanti. Poi dove andrà non si sa. Io capovolgerei il discorso, non partirei da un ideale progetto di trasformazione, prendo atto che ci sono delle trasformazioni in atto. Giovedì 29 marzo al Centro Culturale Candiani, alle ore 17:30, Storia e Memoria Coloniale nel cinema europeo. E alle ore 21 il nuovo appuntamento con Cabaret Candiani, ovvero Te la ricordi Chiara Candiani? Martedì 27, giovedì 29 e sabato 31 marzo, alle ore 21, la proiezione delle 3 parti del documentario Che cosa manca? Per il ciclo La fabbrica della cultura, l'incontro con l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Lunedì 26 marzo alle 17:30, Indagare con il DNA. E venerdì 30 marzo alla stessa ora, Laguna, patrimonio da proteggere. Prosegue al Centro Culturale Candiani fino al 2 aprile la mostra L'offesa della razza, razzismo e antisemitismo dell'Italia fascista. E fino al 31 marzo alla Galleria Contemporaneo di Via Piave a Mestre la mostra delle opere di Antonio Scarponi.